Noi abbiamo circa 976 uffici postali, 45 centri di recapito, 99 uffici di zona di recapito, 7 centri logistici di smistamento, per un totale di dipendenti di circa 8.200 dipendenti in Veneto. Sono i numeri di Poste Italiane nella nostra regione che rischiano di cambiare drasticamente con la privatizzazione attraverso le manovre messe in campo dal governo. Si parla di cedere le quote che sono oggi in mano al Ministero di Economia e Finanza e noi siamo completamente contrari a questa impostazione perché è diseconomica come scelta, in quanto questa è un'azienda che garantisce margini di redditività che non sono in linea con quella che sarebbe quello che loro recuperano con una sola vendita. Ma se da un lato il governo si troverebbe a risparmiare, dall'altro affronterebbe una perdita. Si vogliono recuperare questi 4 miliardi per abbattere un po' il debito che è molto alto. Si pensa che così insomma si possa ottenere anche una maggiore efficacia ed efficienza del sistema. In realtà purtroppo affidandosi ai mercati sarà sempre più necessario ridurre i costi fissi e quindi ridurre uffici e dipendenti, e facendo così si riduce anche la grande forza di Poste Italiane, che è il radicamento nel territorio. I sindacati hanno chiesto un incontro al MEF, ma ancora non è arrivata risposta e il rischio di chiusura di determinati uffici è alto. L'azienda ha già razionalizzato molti uffici postali dopo il Covid, parliamo ad oggi di messa a rischio di quasi 300 uffici postali in tutta la regione del Veneto, principalmente uffici piccoli nelle comunità montane e nelle comunità più desolate, che corrono il rischio di non offrire più servizio non solo agli anziani ma a tutta la popolazione. I dipendenti sono pronti a mobilitarsi e il 18 maggio ci sarà una manifestazione a Venezia in segno di protesta, mentre si attende risposta anche dalla regione.